Vi faccio vedere questa fioriera. In casa avevo un impregnante, è vecchio, ma era ancora chiuso, non l'avevo mai aperto. E quindi ho detto provo. L'ho provato a dare solo all'interno perché è marrone e quindi è più simile al marrone lì. Non sarà mai uguale perché questo è l'arice, quindi non sarà mai uguale, però diciamo che almeno è scuro, perché se no l'arice così chiaro, non so, mi sembra che stoni un po'. Ho solo questo qua colorato, vediamo. Adesso devo lasciare che si asciughi e vedere se si asciuga e eventualmente darlo su tutto il resto. Qui faccio un po' di burger o polpettine con zucchine e tonno, qui con zucchine ricotta e grana, in tutte e due, e vabbè mancano le spezie, poi penso di metterci qualche salsa e pan grattato chiaramente perché le zucchine non le ho strizzate, quindi rilasciano un casino d'acqua. Faccio un po' queste preparazioni qua. Qui ho invece l'insalata dell'orto e cetrioli, ne ho qua un'infinità di cetrioli, e queste sono altre due zucchine tonde giganti, cioè guardate qua che roba. Le altre due le avevamo mangiate ieri e qua ce ne sono altre due altrettanto grandi. No, anzi, questa è anche più grande. Questa è ancora più grande. Non ho mai avuto zucchine tonde di questo tipo. E basta. Adesso faccio questo lavoretto qua. Nel frattempo la lavatrice sta andando. E queste invece le ho tagliate a cubettini, avete visto, le metto in congelatore. Alla fine ho fatto i burger. Questi sono i burger con zucchine e tonno. Questi sono quelli invece ancora crudi con zucchine e ricotta. E questo è un nuovo acquisto, voi non l'avete mai visto, non ve l'ho mai fatto vedere, ma riesco a cuocere il doppio, anche più roba del doppio, più del doppio. Quindi nella vecchia friggitrice aria, che in realtà nel vecchio fornetto, possiamo chiamarlo fornetto, posso chiamarvelo fornetto perché è un forno ventilato, non è una friggitrice. Nel vecchio forno al cestello ce ne sarebbero stati 4 di burger, barra 5, uno e mezzo, ma stretto stretto e sopra gli altri. È stato un acquisto formidabile questo forno nuovo e tra l'altro cuoce anche in meno tempo rispetto al vecchio. Vabbè, adesso metto tutto nel piatto, poi qui ho tutta la roba da piegare, ho steso ancora della biancheria, è nuvoloso barra soleggiato, ma è molto ventilato ed è caldo, per cui la roba si asciuga, per fortuna, perché avevo veramente la casa invasa da roba da lavare, perché era da una settimana che non facevo lavatrici più o meno. Vi faccio vedere dai. Questa è la cassapanca. L'uccellino ci ha già fatto la cacca, vabbè. Questa è la cassapanca pitturata. Non contenta, ieri sera ho dato una mano di impregnante anche allo sgabello, che così adesso è più simile agli scuri, solo che questi sarebbero da ripitturare, ma io non ho, cioè è un lavoro talmente grosso che non posso farlo io. Comunque mi sono resa conto che il legno della casa è veramente tanto rovinato, l'esterno proprio, a parte gli interni, ma abbiamo i gatti, però il legno esterno è veramente tanto rovinato. Io non so neanche se spetti noi sistemare questa cosa qua o sia un lavoro extra che non dobbiamo fare noi. Comunque sarebbe da togliere tutta sta schifezza che è stata messa su, perché è una pittura stupida.
non vi dico, vabbè, una pittura stupida che lasciamo perdere, sarebbe da togliere, ma io non lo faccio assolutamente. Io mi devo occupare degli interni, l'esterno, ecco, giusto così per abbellire un attimo, e poi gli interni. Anche questa sarebbe da grattare tutta e riverniciare. E poi ieri sera ho verniciato anche una sedia, solo una sedia, guardate che bella che è venuta, bella bella, bellissima. Originariamente era più chiara di così in realtà, però ci sta bene con il legno del poggiolo, sta bene con il marrone. Mi mancano il tavolino e l'altra sedia. Adesso finisco con il cibo, perché devo finire quella parte. Piego la biancheria, il letto è già fatto per fortuna. Tra un po' avrò di nuovo legna da mettere via e una carriola alla volta, ma stiamo andando avanti con calma perché il tempo è quello che è. Franz non ha tanto tempo, quindi un po' alla volta, andiamo avanti. Comunque sta friggitrice a aria è sempre dello stesso marchio di quella vecchia, Cosori. L'ho presa proprio così, così. Mi è capitata sotto gli occhi, l'ho presa. Questo era l'acquisto molto utile che vi avevo anticipato. Ho deciso di comprare questa perché con l'altra non riuscivo a cuocere niente. Cioè, anche quando faccio preparazioni tipo queste, che devo cuocere tanta roba insieme, non avendo il forno che funziona, questo, il classico, nella friggitrice a aria facevo fatica, cioè potevo cuocere poca roba alla volta, invece con questa ce ne sta di più, è perfetta. E poi è la misura perfetta per la pizza del Lidl, dell'Eurospin, sapete quelle pizze alte rettangolari? Ecco, è della misura perfetta, cioè wow, wow. E boh, vado avanti con i lavori perché sennò viene tardi. Vi faccio vedere ancora questo, quindi ho messo il divisorio e così posso cuocere solo da una parte e si risparmia anche energia elettrica. È fatta così, molto semplice, quindi io la accendo, frittura aria, ah no, bisogna prima scegliere la zona 1 che è questa, frittura aria, metto 205 e vai. Questo è il burger con ricotta, zucchine, grana, va bene. Si sente il grana, buono, approvato anche questo. Ma io mi sono seduta, non più voglio fare niente. Si sta bene là seduta. Una bella panchetta. Piacevole stare là così. Va bene, adesso torno in casa. Oh, ciao Bue. Non so cosa fare sinceramente, perché avrei da completare qualche fioriera, cioè posti lavori qua delle fioriere. Pensavo sbattesse. Quindi avrei da completare quel lavoro lì. Ho sentito una persona mi ha detto non serve una seconda mano di impregnante, bisogna dare la finitura, carteggiare e dare la finitura. Io non lo sapevo, quindi però io vorrei un colore più scuro, cioè vorrei che fosse più scuro quello, quindi pensavo di dare una seconda mano di impregnante proprio per scurire un attimino quel colore e poi lasciare così. E invece questa persona siccome è del mestiere, mi ha scombinato tutto perché sono rimasta, cioè le fioriere delle A pensavo fossero a posto da poter mettere di fuori, in realtà servirebbe una finitura. Ho detto oddio, non ci credo, pensavo di avere finito praticamente quel lavoro, invece no. Vabbè, devo fare un giro dai cinesi a comprare pennelli, ecco.
devo fare proprio un giro. E sti ciuffetti qua? Vabbè. Non lo so. Comunque è riuscito il sole, bello, caldo, molto ventoso, ma perfetto per asciugare la biancheria. Meraviglia. Non vorrei dire, ma qui si è aggiunta roba. E anche qua si è aggiunta roba. Questo in colore alta resistenza, protettivo completo per legno. E poi ho preso anche quello in noce antico, perché gli altri marroni erano tutti più, come si dice, erano più rossicci. Qua di fuori è veramente tanto rovinato, solo che ho paura di farlo troppo scuro, perché secondo me viene troppo scuro con quella pittura lì, non lo so. Noce antico secondo me è troppo scuro, perché qui era più sul rossiccio. Vabbè, qua continua a piovigginare da tutto il pomeriggio che pioviggina. Che schifo. Non sono convinta di tenere il noce antico come colore, perché ho paura che sia troppo scuro, troppo marrone proprio. E la casa invece ha tutto marrone però rossiccio. Non so ragazzi, beh comunque la latta è ancora intera, al massimo lo scontrino ce l'ho, al massimo mi faccio cambiare la latta, la cambio con un altro colore. Alla fine ho deciso di cambiare il colore e quindi adesso mi vesto e vado via, vado a cambiare il colore, perché sì, no, effettivamente è tanto scuro e per qua, riguardando meglio un po' il legno, serve un colore più chiaro. Adesso sto guardando gli interni, ma non è per interno quello. Però riguardando anche di fuori è più chiaro il marrone, non è così. Mi vesto e parto. Anche se non era mia intenzione uscire di casa oggi. No, perché perdo la mattina praticamente, sono già le 10, ora che vado e torno sono le 11, 11 qualcosa, anche perché ieri mi sono dimenticata di comprare la pellicola per il microonde e un'altra cosa, e quindi mi sa che, cioè, mi devo fermare anche in un altro negozio, quindi di sicuro poi verranno le 11, 11 e mezza che tornerò a casa e quindi tardi. Con questo finale di video voglio invitarvi a rimanere qui sul canale, a settembre tornerò. Sì, perché ho deciso di fare comunque la pausa, anche se non lavoro, ma perché ho talmente tante cose da fare che non riesco, cioè sì, riesco a filmarvi le cose, però non riesco ad andare avanti e non riesco a farvi vedere progressi nei lavori qua in casa. E quindi ho deciso di fare comunque la pausa, perché tanto comunque in agosto non vengono tanto visualizzati i video e a me scoccia perché ci perdo del tempo a farli e vedere che non vengono neanche guardati, ecco, magari faccio vedere cose interessanti però non vengono viste e a me dà un po' fastidio, quindi come ogni anno mi prendo la mia pausa, questo sarà l'ultimo video, poi ci rivedremo dal 1° settembre, quindi boh. Non andrò in vacanza, per quanti mi diranno buone ferie, no, non starò a casa, lavorerò a casa, farò tutto quello che ci sarà da fare. Spero di tornare a settembre aggiornandovi dicendo ho imbiancato tutta casa, ho finito i lavori in casa, non lo so se ci riuscirò sinceramente. Io dubito. Buone ferie a chi farà ferie, buon lavoro a chi comunque continuerà a lavorare, perché chiaramente la roba deve andare avanti, cioè non tutti vanno in ferie in agosto per fortuna, se no sarebbe tutto chiuso, sarebbe un po' un problema. Buon tutto, noi ci rivediamo dal 1° settembre, sempre ore 14, sempre dal lunedì al venerdì. Manterrò questa programmazione, ho visto che riesco tranquillamente non lavorando e quindi va bene così. E spero di tornare con conclusioni, cioè con dei lavori finalmente fatti e basta, ci vediamo quindi a settembre, dal 1° settembre, non mancate, ciao!